Allora, io devo fare però un grandissimo applauso e un abbraccio forte di sostegno a Salvatore Architravo, che è il nipote di Mario Trevi. Salvatore, Buongiorno. l'avevi detto e grazie a Maddaloni l'hai fatto. Grazie Salvatore, grazie. Ma perché allora il ringraziamento, innanzitutto buongiorno a tutti voi. Il ringraziamento in particolare va a Michele Letizia e Michele Schioppa, che sono gli organizzatori dell'evento, al sindaco, al vice sindaco, agli artisti che parteciperanno questa sera dalle 4:30 al Convitto Nazionale di Maddaloni, questo incontro Salvatore, culturale. Però devi dire che cosa accadrà oggi a Maddaloni, che non l'abbiamo ancora detto, io apposta non l'ho detto, no? Che farete oggi? Ci sarà l'evento Amando Giulietta Sacco, un incontro dedicato alla poesia, alla poesia, alla musica, dedicato alla grande artista Giulietta Sacco, dove con mio grande orgoglio verrà proiettato anche il documentario che feci in onore della signora Giulietta. Hai girato tu, perché tu non hai mai abbandonato Giulietta. No, io la amo ancora oggi come tutti i suoi colleghi. La amiamo tutti, peccato che molti, quando potevano dimostrarglielo, non c'erano. Però, l'importante è che adesso si fa qualcosa, infatti ci sarà anche il fratello Francesco, poi ci sarà anche nonno Mario, ci sarà Enzo Di Domenico, Antonio Bonomo, che oltre ad essere colleghi erano anche fraterni amici della signora Giulietta. Lo so. Io mi auguro, mi faccio avanti, mi auguro il prossimo anno di essere con voi, perché dobbiamo farla diventare una grandissima serata, questa dedicata a Giulietta. Anche voi portate avanti sempre con grande impegno quella che è la cultura napoletana. Allora vado in pubblicità e poi rientriamo con un minuto di Giulietta Sacco, perché è brutto parlarne e non ascoltarla. Salutami tutta Maddaloni, un abbraccio. Un abbraccio a voi, grazie. Evviva Giulietta Sacco.